Buonasera ai titoli con le principali notizie. Ad Adrano l'ultimo saluto ai 3 braccianti morti nell'incidente di Carlentini in una chiesa madre, gremita di persone, l'omelia dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, nostri eroi con le mani pulite. Si cercano 40 dispersi in mare dopo l'ultimo naufragio di migranti nel canale di Sicilia, 6 corpi recuperati, 10 superstiti. A Trapani conclusa l'ispezione dei commissari del Ministero della Salute inviati per verificare inadempienze e responsabilità nei ritardi con cui sono stati refertati oltre 3.000 esami istologici. Catania ha bruciata la spazzatura accatastata nei pressi del Faro Bischeri, uno scempio ambientale per la città che vanifica anche il rilancio turistico. A Caltanissetta, dove l'emergenza idrica è durata per mesi, aperta l'inchiesta Caltacqua, controlli e verifiche della Guardia di Finanza sui flussi finanziari societari anche nella sede di Madrid. Vittoria, gli agricoltori siciliani di Coldiretti chiedono qualità e sicurezza alimentare anche per i cibi creati in laboratorio. Festa di San Giuseppe dei Papà, tra ricordi e tradizione, il pensiero di piccoli e grandi per una figura importante nella nostra vita. Calcio, il Palermo dopo la conferma di Dionisi rompe il silenzio il DS Carlo Osti, rinnovata fiducia. In Serie C si svuota l'infermeria del Catania, Toscano ritrova uomini importanti in mediana. Eccoci, buonasera. E dunque ad Adrano questo pomeriggio l'ultimo saluto ai 3 braccianti morti nell'incidente avvenuto lunedì a Carlentini, una chiesa madre piena di persone. L'omelia dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, dice: i nostri eroi con le mani pulite. Orazio Longo. I braccianti stiano attenti, gli orari di lavoro, le circostanze, i mezzi, siano tutte situazioni che assicurano loro. La Chiesa Madre di Adrano gremita e commossa per l'ultimo saluto a Rosario Lucchese, Salvatore Lanza e Salvatore Pellegriti, i 3 lavoratori morti lunedì scorso nelle strade del Siracusano in un incidente. Stavano tornando da una giornata di lavoro trascorsa a raccogliere arance nelle campagne di Francofonte, il terribile impatto al chilometro 19 della statale Ragusa-Catania. Abbiamo il dovere di stringerci accanto alle vostre famiglie e di pensare ad altri lavoratori come voi, alla loro sicurezza e l'impegno di tutti per un lavoro dignitoso, libero e sicuro, ha detto l'arcivescovo Renna, che ha presieduto i funerali. Chi lavora onestamente oggi, come hanno lavorato Salvatore, Rosario e Salvatore, sono i nostri veri eroi. Si rivolge il vescovo ai parenti delle vittime. Siate sempre orgogliosi di queste persone che sono morte con le mani pulite. Deciso il lutto cittadino, non vi lasceremo soli, ha detto il sindaco Mancuso. La Giunta e il Consiglio Comunale hanno deliberato un'azione di solidarietà per le famiglie. Gli studenti di Agraria hanno tenuto un minuto di silenzio e condiviso messaggi di cordoglio e riflessioni. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e dovrà valutare anche la testimonianza di un avvocato siracusano che con la sua auto si trovava dietro al van su cui viaggiavano gli operai e che avrebbe parlato di una tragica fatalità e di una gomma esplosa. Ma tutto questo dovrà essere verificato. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro per gli accertamenti. Si cercano 40 dispersi in mare dopo l'ultimo naufragio di migranti nel canale di Sicilia, 6 corpi recuperati, 10 i superstiti. Roberta Lunghi. In 56 su un gommone. Sono partiti da Sfax in Tunisia e al momento solo in 10, grazie ai soccorsi della Guardia Costiera, hanno toccato la terra di Lampedusa dopo un naufragio che intanto ha restituito 6 corpi senza vita. Sono 40 i dispersi. Eccoli i numeri dell'ennesima tragedia del mare, per la quale adesso il Comitato 3 ottobre, nato per ricordare il naufragio del 2013 a Lampedusa, che provocò almeno 368 morti, auspica che ai cadaveri dei migranti recuperati venga subito prelevato almeno un campione di DNA e che la polizia scientifica li fotografi, come avverrebbe se il naufragio vedesse coinvolti dei turisti e non delle persone migranti. E ciò, si legge, per una questione di uguaglianza. I superstiti hanno riferito di essere partiti nella notte di domenica 16 marzo e dopo meno di 24 ore di navigazione, mentre erano in acque internazionali, molti sarebbero caduti in acqua forse a causa del mare agitato. Il gommone è stato intercettato nelle acque antistante Lampione
evacuazione. I 10 superstiti sono ospitati all'interno dell'hotspot di Lampedusa, accolti dalla Croce Rossa italiana. Sono tutte in buone condizioni di salute. Dopo la procedura di pre-identificazione forniremo loro un ulteriore supporto psicologico con la nostra equipe multidisciplinare. Le operazioni di ricerca a causa delle condizioni meteomarine particolarmente avverse sono proseguite con il supporto di diversi mezzi aerei della Guardia Costiera e velivoli di Frontex, di Forze Armate e Polizia. Dopo i 10 naufraghi a Lampedusa sono giunti altri 40 migranti senegalesi, guineani e malesi. Anche loro hanno riferito di essere partiti da Sfax e hanno viaggiato su un barchino di metallo di 8 metri. Lasciano la Sicilia gli ispettori ministeriali mandati per indagare sullo scandalo degli esami istologici in ritardo all'ASP di Trapani. Sentiamo Manlio Viola. Non ci sarà l'annunciato supplemento di indagine ministeriale a Palermo. Dopo aver ascoltato il manager Ferdinando Croce, il neodirettore sanitario Danilo Greco, il primario facente funzioni dell'anatomia patologica di Trapani Laura Miceli e Teresa Barone, inviata dall'assessorato regionale alla salute per coordinare il piano per la definizione dei referti arretrati distribuendo il lavoro in altre ASP siciliane, gli ispettori ministeriali incaricati di indagare sui ritardi di 3.308 referti oncologici hanno acquisito documenti e turni di servizio e hanno richiesto anche copia della relazione degli ispettori della regione che la scorsa settimana hanno presentato ben 7 contestazioni all'ASP di Trapani. Giunti in 4, fra cui un funzionario dell'Agenzia per i Servizi Sanitari, la Genas, e un sottufficiale del NAS dei Carabinieri, gli ispettori hanno lasciato la Sicilia nel primo pomeriggio. La loro relazione sarà presentata nei prossimi giorni al Ministro della Salute. Intanto la politica è in pressing sul manager Ferdinando Croce perché si faccia da parte. Duro il vicepresidente della Camera, il forzista Giorgio Mulè. E laddove ci sono le carenze o le gravi carenze, un bravo manager, se non ha risposte, visto quel carico che è stato nascosto peraltro, più o meno si incatena davanti all'assessorato fino a quando non ottiene le risposte che deve dare ai cittadini. Che ci sia stata la sottovalutazione tragica di questo caso lo dimostrano le metastasi della signora Gallo, le metastasi della signora Di Marsala, l'infermiere che è morta a Salemi, eccetera eccetera eccetera. Croce sperava proprio nella relazione degli ispettori ministeriali, che si conoscerà soltanto nei prossimi giorni, come detto, ma ad ispezione conclusa le possibilità di una sua sostituzione tornano a prendere campo. Adesso a Catania, bruciata la spazzatura catastata vicino al faro Biscari, uno scempio ambientale per la città che vanifica anche il rilancio turistico. Tonino De Mana. Brucia ancora e brucia vedere uno scempio del genere a pochi passi dal porto e sotto lo sguardo dei turisti. La terra dei fuochi di Catania, senza catastrofismi, ha il sapore acre del fumo che rende irrespirabile l'aria e che certo non fa bene alla salute. Ieri è stato necessario evacuare anche la scuola Dusmet Doria di Via Playa. Oggi si prende atto che l'affaccio a mare è tutto tranne che attrattivo per buona pace di chi si cimenta in programmi turistici e di rilancio, mentre si indaga per risalire agli autori che quasi certamente la passeranno franca. A pochi metri dall'ex Italcementi, dove si è sviluppato l'incendio di rifiuti e plastica, si continua a scaricare di giorno e di notte. Guardate com'è ridotta via Barcellona. Ci sono sempre le stesse persone che buttano la spazzatura. Le è capitato di vedere persone che scaricano? È capitato litigare con le persone che scaricano. Sicuramente non è un bell'aspetto vedere questa spazzatura. Non è facile lavorare in questo contesto. Ci sono le telecamere ma non funzionano, credo che non funzionano perché se no non succederebbe questo disastro, perché è un disastro. Vuole lanciare un appello al sindaco trentino? Se il sindaco potrebbe fare qualcosa, telecamere, mettere magari a ronda, fare un giro con i vigili urbani. E questo è lo spartitraffico di via Acquicella Porto, dove la spazzatura occupa ogni cosa a ridosso di un attraversamento pedonale. C'è anche un vecchio baule, ma in questo caso la caccia al tesoro non c'entra nulla. Alcune telecamere ci sono, ma non sono funzionanti. Ed allora, ci chiediamo, non sarebbe più utile far passare qui i mezzi dell'esercito che vengono utilizzati in via Etnea? Una presenza costante potrebbe essere un ottimo deterrente qui, dove lo Stato è il grande assente. A Caltanissetta, dove l'emergenza idrica è durata per mesi, la Guardia di Finanza ha sequestrato centinaia di documenti nella sede di Caltacqua. Rita Cinardi.
Frode nelle pubbliche forniture e inquinamento ambientale sono questi reati per i quali la Guardia di Finanza di Caltanissetta indaga e da questa mattina sta sequestrando centinaia di documenti nella sede di Caltacqua, il gestore del servizio idrico integrato per tutta la provincia nissena. In contemporanea i militari del gruppo PEF, diretti dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito perquisizioni nella sede dell'Assemblea Territoriale Idrica ATI di Caltanissetta e all'interno della sede dell'Acqualia di Madrid in Spagna. L'attività in territorio estero è stata eseguita in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola in esecuzione di un ordine europeo di indagine. L'operazione si inserisce nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dell'emergenza idrica che la scorsa estate ha attanagliato il centro Sicilia, in particolare Caltanissetta e la vicina San Cataldo. L'ex sindaco Roberto Gambino aveva depositato 2 denunce, una per interruzione di pubblico servizio e una relativa all'inquinamento dell'acqua distribuita per giorni ai cittadini nisseni. Al momento sarebbero 10 gli indagati e tra questi dirigenti di Caltacqua e FCC Acqualia, nonché il presidente dell'ATI, ossia il sindaco del comune di Niscemi, Massimiliano Conti, in carica indicato come candidato alle prossime elezioni per la provincia nissena per concorso nei reati di frode nelle pubbliche forniture e inquinamento ambientale. Nel Ragusano a Vittoria gli agricoltori di Coldiretti chiedono più sicurezza alimentare, non solo appunto per i prodotti ma anche per i cibi creati in laboratorio. Veronica Barbarino. Alle mamme bisogna chiedere: sei sicura di ciò che dai da mangiare a tuo figlio? Sventolano le bandiere gialle di Coldiretti lungo l'asse Vittoria-Parma, unendo più di 20.000 agricoltori italiani. In collegamento video nelle 2 città si manifesta e dibatte sui cibi creati in laboratorio, sulla loro qualità e sicurezza alimentare. Si chiede maggiore rigore scientifico nella valutazione dei nuovi alimenti, in linea con i valori europei. E da Vittoria, uno dei mercati più rappresentativi della Sicilia e dell'Italia meridionale, dove tutti gli agricoltori siciliani si sono riuniti per l'occasione, si parla e si chiede anche reciprocità nelle importazioni. Cos'è la reciprocità? Noi non possiamo importare prodotti da altri paesi mischiandoli a quelli nostri, pensando e soprattutto dopo essersi dotati di un'agricoltura che dal punto di vista salutistico e sostenibile è la più all'avanguardia. Ovviamente importare prodotti da altri paesi con regole diverse vuol dire mettere a rischio la salute dei cittadini quando si sono fatte delle scelte molto precise, sia alle importazioni ma di prodotti che abbiano le stesse regole che noi possiamo applicare. Ai comuni quindi si chiede di vigilare sui mercati ortofrutticoli e tutelare la vendita diretta che potrebbe aiutare i tanti piccoli produttori locali. Coldiretti ha inoltre lanciato la campagna digitale Facciamo Luce per promuovere un'alimentazione consapevole, radicata nella tradizione agricola italiana. A Palermo tornano in piazza gli ex Almaviva utilizzati come operatori di call center Covid durante l'emergenza che da 2 anni però sono rimasti senza lavoro. Sentiamo Maglio Viola. Vogliamo il lavoro! Vogliamo il lavoro! Durante la pandemia furono usati come operatori dei call center dei centri vaccinali attraverso una convenzione fra Ministero della Salute, Regione Siciliana e azienda Almaviva Contact. Finita l'emergenza, per loro non c'è più una collocazione, non sono più utilizzabili per Almaviva, ma non servono più neanche al Ministero della Salute. E per questo sono tutti in piazza gli ex operatori dei call center Covid, attualmente in cassa integrazione in deroga, grazie a una proroga ottenuta al photo finish a dicembre per un intervento diretto del Presidente della Regione, senza il quale probabilmente sarebbero senza un lavoro. Sono passati 3 mesi però e non c'è ancora traccia del progetto 116-117, ovvero l'istituzione dei 2 numeri unici sanitari per i casi urgenti ma non di emergenza. Sono ormai quasi 2 anni e mezzo che viviamo questa situazione dalla fine della pandemia. Dopo aver prestato servizio per il Ministero della Salute, diciamo che ci hanno messo in stand-by. Sono dei lavoratori che ormai abbiamo tutti 40 anni, 50 anni delle famiglie tra l'altro create anche all'interno dell'azienda Almaviva, per cui figli, bambini da crescere, capite bene che la situazione è abbastanza delicata. In piazza con loro ci sono anche i rappresentanti sindacali, oltre ai semplici lavoratori, e tutti chiedono attenzione e un lavoro stabile. Noi chiediamo al governatore di sollecitare e di trovare una soluzione per questi lavoratori che nel periodo della pandemia si sono attivati e hanno dato una grande mano a tutta l'umanità, direi,
quindi adesso non possono essere abbandonati. A supporto della manifestazione anche deputati di opposizione come il 5 Stelle Adriano Varrica. Oggi siamo qua in piazza a sostegno dei lavoratori perché abbiamo bisogno di risposte, abbiamo bisogno di chiarezza, abbiamo bisogno di un percorso trasparente. I lavoratori devono sapere oggi cosa accadrà nei prossimi mesi. Per risolvere la loro vicenda ci sono ancora 3 mesi, non sono pochi, ma neanche tanti. La mobilitazione unitaria dei lavoratori di ST Microelectronics ha ottenuto un primo risultato. Il Ministero delle Imprese e delle Made in Italy ha convocato i sindacati per il 3 aprile a Roma. Dopo la manifestazione di ieri a Palermo davanti alla Regione, il Governo ha riconosciuto la necessità di un confronto nazionale sulla situazione del gruppo STM e sulle prospettive industriali e occupazionali per i suoi oltre 13.000 lavoratori in Italia. Sappiamo 5.000 solo in Sicilia. Lo rende noto la FIOM CGIL di Catania. A Roma saranno presenti tutte le sigle sindacali. Nella prossima tornata di elezioni amministrative i comuni siciliani andranno al voto domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuali ballottaggi previsti per l'8 giugno e il 9 giugno. I comuni chiamati a rinnovare sindaco e consiglio sono 9, tutti commissariati. Una breve pausa e poi oggi, che è festa di San Giuseppe, ma anche festa del papà. Oggi festa di San Giuseppe del papà, tra ricordi e tradizione, grandi e piccoli festeggiano e ricordano ovviamente una figura importante nella vita di tutti. Sentiamo Eva Spampinato. Sapete che giorno è oggi? La festa del papà, certo. La festa del papà? La festa del papà. Oggi andrò a cena con mio padre per celebrarlo. Un messaggio appena svegli, una letterina da consegnare o un appuntamento romantico non conta l'età per festeggiare una delle figure più importanti delle nostre vite, che nel bene o nel male lasciano il segno nell'intimo dei propri figli. È una persona che mi ha dato tanto e che merita tanto. È il mio principe azzurro. Un ricordo legato a tuo padre? Il ballo dei 18 anni è stato sicuramente un momento bellissimo. I più piccoli invece preparano i classici lavoretti. Questi sono stati realizzati dai bimbi della quarta elementare del San Giuseppe. Abbiamo fatto un segnaporta, ufficio di papà Davide. Ognuno di voi ha rappresentato il lavoro del papà. I soldi perché mio padre lavora in banca. Qua c'è una toga invece, perché? Perché mio padre è un avvocato. C'è anche una letterina. Una specie di poesia per papà. Cosa avete messo dentro ogni singolo lavoretto? Tanto? Tanto amore. Una figura che si è trasformata nel tempo. I nuovi padri, usando le parole dello psicoterapeuta Alberto Pellai, interpretano il loro ruolo non solo nella logica della responsabilità normativa, ma anche di quella emotiva e affettiva. Ma soprattutto sono interessati alle esigenze di questi bambini. È scomparsa ormai la figura del papà autoritario che non si vedeva mai. Smesse le vesti di politico, rappresenta in pieno la figura del nuovo papà Giancarlo Cancelleri. Spera sempre di dare il contributo migliore a loro. La ricorrenza è legata alle celebrazioni in onore di San Giuseppe, padre putativo di Gesù, e la tradizione passa anche dalla tavola. Immancabili oggi le zeppole fritte o al forno, come queste, e le crispelle di riso col miele, da mangiare tutti insieme prima di dire Il mondo ha bisogno di padri, come sostiene Papa Francesco, e poi le pari opportunità genitoriali sono un diritto di tutti i figli. Con questi due slogan l'Associazione Genitori per Sempre di Messina ha inaugurato questa mattina in via Francesco Crispi a Milazzo la panchina blu della bigenitorialità. Per l'occasione è stata scelta la data del 19 marzo, festa del papà, per sottolineare l'uguaglianza e le pari opportunità genitoriali. Una breve pausa, poi la pagina del calcio con la conferma della panchina per Dionisi al Palermo e invece il Catania che si prepara alla sfida poi di domenica. Al calcio abbiamo fatto attente valutazioni, ma Dionisi ha fiducia piena. Il Palermo, dopo la conferma dell'allenatore, rompe il silenzio con le parole del direttore sportivo Carlo Osti. Sentiamo Marco Gullà.
Alessio Dionisi resta sulla panchina del Palermo, una conferma che però arriva dopo che il club rosanero ha cercato un'alternativa. Dal no di Andrea Azzoli ai dubbi di Vivarini rompe il silenzio il direttore sportivo Carlo Osti, che motiva così la scelta di non fare nessun ribaltone. Abbiamo in questi giorni fatto molte riflessioni e attente valutazioni anche su profili di altri allenatori, ma alla fine il club ha deciso di non interrompere il rapporto di lavoro con Alessio Dionisi, che in questo momento gode ancora della fiducia del club. Giorni frenetici in casa Palermo. Proprio ieri sera è stata fatta una call con il board della proprietà, con i dirigenti, noi e il mister, e penso che sia stata una call molto positiva. Oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti a Torretta. Io penso che ci manchino 8 partite nelle quali dobbiamo cercare di dimostrare che non siamo questi, che la classifica dice una cosa, ma noi dovremmo usare queste 8 giornate per cercare di dimostrare che non siamo quelli che siamo, ma siamo quelli che avremmo voluto essere, ma che non siamo mai stati. Oggi la ripresa degli allenamenti per il Catania dopo la vittoria nel derby di Messina. Toscano sta pian piano recuperando tutti, l'ultimo potrebbe essere Celli. Il tecnico, in vista della gara contro il Crotone, avrà altre alternative. Francesco Triolo. A fare la conta degli uomini, Mimmo Toscano quasi non ci crederà. Dopo la vittoria nel derby di Messina e la sgambatura di Scarico, la ripresa degli allenamenti porta al tecnico rossazzurro una rosa finalmente più ampia. Toscano, nella settimana che precede la sfida playoff contro il Crotone di domenica al Massimino, potrà finalmente valutare e scegliere al meglio. La necessità di adattare uomini e posizioni sembra ormai appartenere al passato di un momento certo non facile per il Catania. I risultati aiutano inoltre perché la striscia di imbattibilità di 6 gare ha creato fiducia ed entusiasmo alimentato dal successo non banale del Francoscoglio. Il reparto che più ha sofferto in passato è stato sicuramente quello del centrocampo, dove adesso a parte Guglielmotti non c'è più il cartello emergenza appeso. Questo significa che Toscana adesso ha più di un'alternativa per le scelte, anche in attacco, dove è vero, manca il bomber principe inglese, ma ci sono Montalto e De Paoli, affiancati da Jimenez e Stoppa, che ci sono certamente soluzioni di un certo spessore. I ritorni di Lunetta e di Tacchio poi potrebbero essere replicati anche da quello di Celli, alternative che soprattutto sulle corsie esterne possono dare continuità ed intensità al gioco dei rossazzurri. E domenica a Messina in panchina c'era anche Sturaro, fermo da tempo, che però potrebbe tornare utile nella fase più importante del campionato o del post-campionato, perché il Catania, continuando così, può serenamente candidarsi a mina vagante dei playoff. È tutto, io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buona serata.